impressione che io personalmente ho ricevuto dalla lettura prima di alcuni quaderni e poi di questo libro, che è stato curato appunto da Donai Gasparotti. Secondo me è stato curato, ripeto, egregiamente, perché ne è risultato un libro e ne è risultato in qualche modo un sistema, e secondo me ciò non tradisce affatto l'intento di Emo, perché Emo è un pensatore sistematico che, appunto, come è stato detto, ritorna sempre su questo stesso problema, su cui ritornerò anch'io alla fine. Ebbene, la prima impressione che ho avuto leggendo queste riflessioni, leggendo questi pensieri, è stata, è già stato accennato, è stata di una grande inattualità, anzi di più, di un vero e proprio essere straniero di questo autore, no? Nel contesto della riflessione contemporanea, del secondo dopoguerra grosso modo, e in particolare degli ultimi anni, insomma, da noi e non solo da noi. Ma questa estraneità di Emo che è patita e sofferta nei suoi scritti, non c'è dubbio. Vi è questa sensazione di essere appunto estraneo non soltanto del contesto accademico, eccetera, che tra l'altro questo è ovvio, va da sé, praticamente dopo Hegel la filosofia accademica non produce alcunché in Europa, voglio dire, forse appunto Gentile, in minima parte Heidegger, ma pensiamo un momento, Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, cioè il 70% del grande pensiero filosofico contemporaneo è estraneo quindi non è un'estraneità all'accademia che va da sé, almeno nel 70-80% dei casi, è un'estraneità proprio al contesto culturale, insomma, ecco, che è vissuto però senza alcuna ibris, senza alcuna, in termini assolutamente non direi gnostici, no? Non c'è nessuna ibris gnostica in questa xenteia, insomma, in questa estraneità di Emo. E vi è anche una grande capacità di compatire. Direi che da questo punto di vista è simile a quello che io ritengo essere l'unico grande, davvero grande pensatore italiano, almeno negli ultimi secoli, che è Giacomo Leopardi. E credo che Giovanni Gentile tutto sommato sarebbe abbastanza d'accordo con me in questo. Anche lì una estraneità radicale rispetto al contesto culturale, nello stesso tempo una formidabile capacità di compatire, no? Un'estraneità che non è mai assenza di solidarietà. Che cos'è lo straniero? Poi questo è un elemento che ritorna nelle pagine di Emo, in alcune che mi è capitato di leggere, no? Lo straniero è colui che è sempre in dubbio sul suo stesso volto, per una ragione di fondo, che il suo volto è la sua scrittura, è il suo pensiero, ma un pensiero che si scrive, non è mai un pensiero che si scrive. La materialità di queste pagine, la prima volta che appunto Ernesto mi ha mostrato queste pagine, la prima impressione è questo, il corpo, il corpus. Questo è un elemento evidentemente perché uno scrive senza mai pubblicare quaderni, 30-40 mila pagine, c'è questa fisicità, è il suo volto, questo pensiero scritto è il suo volto, e questo è tipico di colui che si sente straniero, perché non ha un proprio volto ma ha il corpo della propria scrittura, non gli basta pensare, questo pensare deve essere scritto. E perché non lo mostra? E non lo mostra perché è il suo volto, ne ha, come dire, aidos, insomma, non è un pudore di mostrare il proprio volto. E la sua patria è questa lingua, appunto, e quindi quanto di più invisibile vi sia una voce, una lingua. E in questa lingua Emo pensa, proprio nel senso etimologico del cogitare, no? Si agita, si inquieta, perché questo pensiero è vero che torna sempre sullo stesso, ma è anche vero che è sempre inquieto in questo suo ritorno, anzi torna sempre sullo stesso perché mai quello stesso è stato risolto, perché non è risolvibile, perché non è né un definitum né un definiendum, perché appunto il principio è niente, quindi non può essere né definito né poi in linea di principio essere un qualcosa che può definirsi. E quindi questo è un motore di una perenne inquietudine. E i grandi sistemi contemporanei, Hegel, Schelling, sono sistemi, ma adesso c'è questa cosa che sembra che il sistema sia un qualcosa di tutto risolto, è esattamente l'opposto, come ha spiegato Schelling e come ha spiegato anche Hegel. Se venissero letti dai
filosofi che appunto accademici che non leggeranno mai Emo, che fanno dell'inquietudine ormai professione, mestiere e degli esodi le più tranquille dimore. Ecco, ormai questo no, è il clima in cui viviamo, nulla è più tranquillante dimora della chiacchiera sull'esodo, di cui siamo strapieni anche grazie agli amici francesi che ci assillano con questa cattiva letteratura. Ebbene, i grandi sistemi sono appunto quanto di più inquieto. Questo non solo vale per Schelling, ma vale anche per Schopenhauer, non solo vale per Hegel, ma vale anche per Kierkegaard. Perché appunto è proprio del sistema la consapevolezza che il principio, l'incondizionato di cui si deve parlare se si fa filosofia, non è né definitum né definiendum, e quindi obbliga a ritornare sempre su questo problema, no? È problema per eccellenza. E nello stesso tempo però il sistema, come nel caso di Emo, nel momento stesso che trasmette questa inquietudine, trasmette anche uno straordinario senso di pace. Perché in questo continuo scavare nello stesso non hai la fretta, come dire, questo è l'elemento appunto di critica del moderno, di tanti frammenti di Emo, non hai non hai questo movimento che si dispone, come dire, cronologicamente, in modo puramente cronologico, nella pura distensio temporis, no? E quindi hai sì un'inquietudine, ma non un'inquietudine dell'andare, del procedere, e quindi tutte le varie retoriche esodali, ma hai l'inquietudine dell'approfondire, del ricordare, della Erinnerung, come dicono bene i tedeschi, no? Cioè di un ricordarsi che è uno sprofondarsi, un entrare dentro se stessi, dentro il proprio fondo, e quindi un'inquietudine che nello stesso tempo dà questo senso di calma, di pace, che libera dalla fretta. È il tempo del filosofo, a partire dal grande elogio della filosofia, della scolè filosofica che troviamo in Socrate, no? Nel Teeteto di Platone, quello straordinario elogio di abbiamo tempo, no? Dice Socrate, noi non lo consumiamo il tempo, lo abbiamo, non lo consumiamo, correndo. È il tempo della scolè, che è energeia del fare, non è la negazione del fare, ma è appunto quando il fare è perfetto nel suo scavare, nel suo ricordarsi, nel suo approfondirsi. Per cui il filosofo, e credo che Emo, io non l'ho conosciuto, ma sono certo che è così, io credo che Emo, appunto, il filosofo abbia sempre l'aria di buono a nulla, come dice Socrate nei lavori servili, dice, e sempre sul punto di cadere nei fossi e di far ridere le servette di Tracia, ma, come dice appunto Socrate, se si tratta di ritrovare l'anamnesi, di ritrovare che cosa è l'uomo, la ricerca su Lusia, ecco che si adopera con ogni forza, ecco che diventa di nuovo, che si agita, che cogita, coagitarsi. E credo che appunto questo ritratto del filosofo che Socrate ci dà nel Teeteto, che poi questo tema della scolea ritorna anche in Aristotele, eccetera, certamente io penso si attanagliasse insomma alla figura di Emo. Il pensare di Emo quindi non è distratto, non segue mode, è stato detto, abbiamo detto bene, no? È ben fermo e saldo sul suo oggetto, ma non è nemmeno una saldezza appunto superstiziosa, è la saldezza appunto dell'erinnerung, dello sprofondarsi al problema. E qui, come hanno già fatto Donai e Gasparotti, vorrei dirlo come lo vivo io questo problema che loro hanno già ricordato, il problema appunto che è il suo problema dal punto di vista teoretico, ma che certamente illumina. È vero che sono rimasti fuori una serie di altri materiali, una serie di altri argomenti che Emo affronta, ma certamente è giusto, è stato, io sono certo, giusto partire con un volume dedicato ai suoi scritti teoretici, perché non vi è dubbio, intanto che prima di tutto Emo sia proprio filosofo, e poi che sia intorno a questo suo problema che si diramano poi tutte le altre questioni. E questo problema che illumina il modo in cui affronta i problemi etici, religiosi, estetici, non vi è alcun dubbio. E questo problema è appunto quello dell'incondizionato, dell'inizio, l'eterno problema, da dove iniziamo?
Le scienze particolari sanno da dove iniziano da enti determinati, definiti, o da enti comunque per principio definibili, o da definitum o da definiendum. Da dove inizia il pensare? Da dove inizia il pensare? Tutta la nostra tradizione filosofica si ostina su questo tema così apparentemente vano. È uno dei problemi che da affrontare se si ha il tempo. Se si ha il tempo. Chi non ce l'ha il tempo, chi dal tempo è posseduto, si interesserà di altre cose. Da dove iniziamo? Una delle grandi risposte a questo tema che circola nell'aria degli scritti di Emo è quella, per usare un termine, ma che non solo un nome, ma solo un nome indicativo, è quella cusaniana, no? Che in qualche modo viene ripresa anche da Schelling, e cioè nulla sarebbe se non fosse il possibile, il puro possibile. L'inizio, l'arché, il principio non può essere un ente determinato. Questo tema risulta anche da tutta la grande riflessione scolastica, no? Sul problema della creazione. Non può essere un ente determinato e può essere pensato solo come il puro possibile, il posses cusaniano. Ma il passo successivo, che appunto è quello che secondo me fa anche il passo successivo, è che il puro possibile non sarebbe tale se non fosse anche in se stesso il proprio stesso impossibile. Se io dal puro possibile escludo l'impossibilità del possibile, nego il puramente possibile. Il puramente possibile deve avere in sé anche la propria stessa impossibilità, se no non è il puro possibile, perché io da questo puro possibile escludo che possa essere impossibile. Che cos'è l'impossibile del puramente possibile? L'impossibile del puramente possibile siamo noi, è la nostra presenza, è la presenza degli enti determinati. Gli enti determinati, il mondo come totalità degli enti, non è nient'altro che l'impossibilità dell'inizio, in quanto puramente possibile. È il togliersi dell'inizio, l'impossibile sono gli enti determinati. Gli enti determinati non sono che l'impossibile. Proviamo a dirlo negli altri termini che qui sono già stati indicati. L'inizio, il principio è niente, abbiamo detto, no? È niente. Neanche nihil. Etimologicamente voi sapete che nihil vuol dire un filo, neanche un filo. No, è proprio il niente, è la negazione di ogni riferimento a enti determinati, dunque anche a quel filo che suona nel termine nihil. Quindi l'inizio, il principio del pensiero deve imporsi come il niente. Ma anche qui, se il niente, il nulla, non si negasse, non sarebbe nulla. Un nulla che non è nulla di sé, non è nulla. Non è pensabile radicalmente come nulla. Ma l'attualità del nulla, cioè del suo stesso negarsi, è appunto la presenza. È pensabile soltanto come questa presenza, cioè il Dasein, l'esserci qui, non è appunto che l'atto del nulla, in quanto il nulla consiste nel suo negarsi. E che cos'è il negarsi del nulla se non l'ente determinato, il Dasein? E allora se il nulla non fosse, cioè se il nulla non si negasse, e se il nulla non si nega non è, non sarebbe nulla, non sarebbero gli enti determinati. Perché vi siano gli enti determinati è necessario che sia il nulla, quindi gli enti determinati non sono che il niente, in quanto il niente è il suo stesso negarsi, e il negarsi del niente sono gli enti determinati, è il mondo, che quindi è il niente. Cioè è che il nulla è, fa sì che il Dasein sia, che l'esserci determinato sia, che l'esserci qui e ora esista, si dia. Questo esserci dunque è attualità del niente, in quanto il nulla non può non negarsi e dunque essere niente. E il nulla è questo esserci qui. Perciò, come dicevo, la presenza si definisce mediante il nulla e il nulla mediante la presenza. E hanno perfettamente ragione, io ritengo, Donato e Gasparotto di insistere
su questi aspetti del pensiero di Emo, perché questi aspetti del pensiero di Emo sono davvero un contributo teoretico, io ritengo notevolissimo, allo sviluppo di quella poetica che assilla, ripeto, non sono problemi affatto come problemi originali, non esistono problemi originali, in filosofia si torna sempre sullo stesso. Chi ha bisogno di originalità, di novità, si rivolge altrove, non ci sono più supermercati per prodotti originali nuovi. I problemi della filosofia sono sempre gli stessi ed è, come diceva Aristotele, non la soluzione dell'aporia, ma il diapore, lo sviluppare l'aporia che fa il filosofo. E non vi è dubbio che attraverso questi pensieri Emo sviluppi l'aporia, in cui proprio l'aporia, il problema della riflessione filosofica radicale, non soltanto moderno-contemporanea. Quindi dal niente del principio all'esserci e viceversa è un'unica via, è l'unica via. L'esserci è il niente del principio e il principio in quanto niente consiste nel suo stesso necessario annichilirsi, cioè nell'esserci. Possiamo dire che questa è una duplice morte, no? È una duplice morte, l'ultimo frammento che ho letto tu, una duplice morte del principio nell'esserci e dell'esserci nel principio, una duplice morte. Questa duplice morte è l'incondizionato cui sempre la filosofia deve rivolgersi. Corollario a questo teorema: nessuna salvezza da ciò, non può esservi salvezza da questa duplice morte. O meglio, la salvezza sta nel sapere che non v'è salvezza. Anche qui direi una distinzione forte rispetto ad Heidegger e all'ultimo Heidegger in particolare, dove ci si sforza di pensare il tema della presenza in termini appunto di salvezza. Mentre appunto l'incondizionato non è, direi, che il traghettare nostro perenne del nostro pensare tra questi due regni della morte. Chi ne ha fatto esperienza, direi parafrasando una poesia del 25 di Eliot, Gli uomini vuoti, no? The Hollow Man, chi ne ha fatto esperienza di questi due regni della morte guarda chi è rimasto nel nostro soltanto, in quel regno della morte che è il nostro esserci, cioè nel regno della morte che è il Dasein, l'esserci, guarda chi è rimasto in questo regno soltanto come, appunto dice Eliot, a uomini vuoti, a stuffed men, no? A uomini impagliati. Coloro che hanno traghettato, dice Eliot, with direct eyes, con occhi diretti, con lo sguardo diretto all'altro regno della morte, ci ricordano, seppure lo fanno, ma certamente devono farlo, ci ricordano noi non come anime perdute, violente, ma soltanto appunto come uomini vuoti, come uomini impagliati, cioè coloro che hanno fatto esperienza dei due regni della morte, quello del Dasein e quello del principio, coloro che hanno capito che l'incondizionato è questo perenne traghettare tra due regni della morte e sanno che salvezza sta soltanto nel sapere ciò. Ebbene, coloro che con occhi diretti hanno fatto questa esperienza dei due regni della morte guardano a noi che crediamo che questo nostro Dasein sia il regno della vita assoluto, sciolto dal regno della morte, guardano come uomini vuoti, come uomini impagliati. E probabilmente era con questo sguardo, con questo occhio diretto, io ritengo che anche Emo guardava i suoi vicini, o la stragrande maggioranza dei suoi vicini, appunto, come a uomini vuoti, a uomini impagliati, a cui bisogna guardare senza violenza, senza ibris gnostica, ma appunto con compassione, con compassione.